Mister Allegretti, al termine della netta vittoria del tuo Chievo per 4-0, hai superato i punti del Chievo dell'anno scorso, quindi il tuo Chievo della scorsa stagione in Serie D, ora il tuo Chievo di quest'anno, che ok, mancano ancora 2 partite, però un altro dato, un'altra certezza dell'ottimo lavoro che è stato fatto da un certo momento in avanti. Sì, direi abbiamo superato, perché migliorarsi ogni anno credo che sia il primo obiettivo di una società che deve crescere. Quindi io chiaramente sono contento, di questo ringrazio i miei giocatori, perché non solo oggi ma mi hanno sempre sostenuto, aiutato, e quindi è chiaro che quello che è stato fatto di buono in campo anche a livello di punti è merito soprattutto loro. Perciò nel momento in cui loro sono felici lo sono anch'io. Merito però anche della mano del mister in panchina, perché anche oggi comunque trillò dietro a Brighenti, poi quando è entrato Dinelli è cambiata un po' la partita, ha dei giocatori che si fanno trovare pronti nel momento in cui vengono chiamati in causa, uno a caso Pavoni, quindi vuol dire che il gruppo, ma non serviva oggi per dimostrarlo, insomma è sempre unito, e anche nonostante le difficoltà durante la stagione alla fine poi sono queste le vere soddisfazioni tue e di tutto il gruppo. Ma la mia soddisfazione chiaramente è grande. Aggiungerei che non sono solo io, perché poi quando si crea un gruppo di lavoro positivo, e il gruppo squadra è molto positivo, ma lo si crea per assurdo nei momenti in cui le cose non vanno bene, perché è l'equilibrio fondamentale per riuscire a star bene insieme, perché poi dopo nel momento in cui si sta bene insieme si riesce a migliorare, si riesce a superare le difficoltà, ad accettare le sconfitte. Credo che quello sia stato il segreto, è il segreto di un certo tipo di lavoro che viene fatto. Io mi affido molto ai giocatori, li ascolto, sono miei amici, non mi vergogno a dirlo. È chiaro che sono anche ragazzi intelligenti che rispettano le gerarchie, quindi io ho un ruolo, loro ne hanno un altro, ma io sono sempre stato a disposizione loro, dello staff, e lo sarò sempre. E credo che i risultati si vedano in campo, nell'armonia che c'è non solo con me ma con tutti quanti, e insomma le vittorie come sempre aiutano. Leggiamo 4-0 fine partita, però è stata una partita difficile, più anche per le condizioni meteorologiche. Te lo sarete aspettato di arrivare 4-0 dopo il primo tempo e dopo anche l'inizio del secondo, dove si è abbattuto un vero e proprio nubifragio qui a Sona? Oddio, per come è andato il primo tempo e per come abbiamo rischiato in un paio di occasioni di prendere gol, no. Eh, Credo che nel secondo tempo la chiave sia stata il fatto di adattarsi velocemente a quelle che erano le condizioni, e quindi di cercare poco fraseggio, soprattutto nella prima parte, e di andare sulla concretezza. Poi è chiaro che noi abbiamo degli elementi che sono in grado di risolvere la partita da un momento all'altro con delle giocate. Settimana scorsa, ad esempio, non c'era andata bene sbagliando alcune occasioni, oggi abbiamo sbagliato un paio di occasioni al primo tempo, il secondo siamo riusciti a fare bene. Poi è chiaro che gli ultimi 20 minuti avevamo anche più la possibilità di giocare, e col fatto che poi ha anche smesso di piovere perché il momento stava venendo giù forte. Nel complesso abbiamo fatto una gara importante e positiva. Volevi 9 punti nelle ultime 3, i primi 3 punti sono arrivati oggi, adesso c'è un po' di tempo prima dell'Arconatese, dai un po' di riposo ai tuoi ragazzi per la Pasqua. Sì, abbiamo deciso insieme di prenderci 4 giorni perché ce li siamo ampiamente meritati, e quindi ci ritroveremo martedì. Non volevo 9 punti, ma li vogliamo 9 punti, perché per i punti e per tutto il resto, non ultimo il programma, io discuto sempre con i miei ragazzi e cerchiamo di trovare la soluzione migliore tutti assieme. Quindi dopo questo meritato riposo e dopo queste feste passate in famiglia ci ritroviamo, perché abbiamo ancora altre 2 partite. Grazie mister. Grazie.